Eccoci nuovamente in diretta, andiamo ora sul Montello che riparte dalla bici e negli ultimi 12 mesi, complici anche gli incentivi governativi, è stato boom di vendite di e-bike. Quest'anno abbiamo avuto un incremento, diciamo a questo punto, se inizio stagione, di pari 50% in più di richieste di noleggio di bici elettriche. Un boom che riflette la sensibilità rispetto ai mezzi ecologici, evidenziato dai dati rilevati anche nel territorio del Montello, registrati con gli Eco Counter nel 2020, picchi significativi dei passaggi nei periodi di maggio più 81% e settembre-ottobre più 73%. Un trend in crescita, quello della vendita e del noleggio di bici elettriche, figlio anche dei lockdown e della voglia di ripristinare il contatto con la natura e degli incentivi statali, su cui punta anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con investimenti per la realizzazione di ciclovie urbane e turistiche. Il Veneto, tra le classifiche legate al turismo in bicicletta, si colloca nel podio delle zone più battute insieme a Trentino e Lombardia, e la zona montelliana risulta meta prediletta anche per molti cicloturisti stranieri più orientati verso la bici elettrica. Quando arrivano clienti, soprattutto olandesi, soprattutto tedeschi, c'è la richiesta anche per la mentalità di utilizzare la bici elettrica. In prevalenza c'è la richiesta di mountain bike, perché sono adattabili sia allo sportivo ma anche alla persona che comunque vuole farsi il giro del Montello, vuole andare sui Colli Asolani, Pianezze, sul Monte Cesena, perché questi si prestano come autonomia motore ad arrivare fino a quel punto. Grande festa oggi a Rio San Martino per i 100 anni di nonna Clelia Pesce, per decenni sarta a zero branco. Questo orologio lo tengo perché è un ricordo di mio marito. Prima di sposarsi mi ha regalato questo reolito e ha tanti anni. La sua è una famiglia di orologiai, ma nonna Clelia, nel giorno più speciale della sua vita, ha voluto mettere al polso l'orologio che per lei non ha prezzo. Quello che a fine anni 50 le regalò Antonio chiedendole di sposarla. Erano a Venezia, suo marito non c'è più, ma oggi nel suo 100° compleanno accanto a lei i figli, gli 11 nipoti e i 3 pronipoti. E mi sono contenta, sono rimasti i punti perché mi vuole tanto bene. Ecco nonna Clelia che tiene in braccio Sofia, l'ultima arrivata in famiglia. Sofia, dammi un bacino. Nonna Clelia abita a Rio San Martino di Scorzè, ma per 20 anni ha lavorato come sarta a zero branco. Di abiti, gonne e camicie ne ha confezionate anche per qualche diva all'epoca emergente. Poi si è dedicata ai figli. Ogni anno mi ha fatto festa e sono arrivata a questo. Dopo il ritrovo in casa la Santa Messa e tanta commozione, il genero Giuliano. In famiglia veramente ha dato tantissimo e noi la ringraziamo. Nonna Clelia ora si è posta un nuovo traguardo, spera di vedere presto suo nipote far funzionare il vecchio orologio del campanile di Rio San Martino, e al momento del brindisi ha voluto ricordare Maria Ferretto, l'amata cognata, come una sorella, morta 15 anni fa all'età di 100 anni e 3 giorni. Nessuno poté festeggiarla ed oggi nonna Clelia ha voluto che si alzassero i calici al cielo anche per lei. Grazie. E siamo ora alla rubrica della domenica dedicata agli oggetti della nostra storia. Questa sera vi raccontiamo perché una stalla di oltre mezzo secolo è diventata, pensate, un condominio molto particolare. L'ennesimo viaggio per nutrire i piccoli in un concerto che non finisce mai da oltre mezzo secolo tra queste mura. È una delle ultime stalle a conduzione familiare dove le rondini hanno di fatto costruito nel tempo un vero e proprio condominio. Questa sala è stata costruita nel 1961
E da quell'anno lì le rondini ci sono sempre state? Sempre, ogni anno ritornano. Il fabbricato è vecchio, quindi ritornano. Perché se si butta via un fabbricato? Se viene manomesso il fabbricato, le rondini non tornano più, non edificano più. Ecco perché questo edificio è quasi una rarità e perché Alessandro, nonostante qualche occasione, non abbia mai preso in considerazione la possibilità di abbattere la stalla. Del resto la sua anima contadina ha troppo rispetto per le rondini e per quello che ci ricordano ogni giorno. Voi vi accorgete che cambia la stagione quando arrivano? Quando arrivano, sì. Ecco, che cosa succede? Che all'inizio ne arrivano 1 o 2 a controllare la situazione e dopo circa 3-4 giorni arrivano tutte. È il loro condominio in terra veneta, in quell'andirivieni di ogni anno che le fa partire dalle coste africane. Un luogo sicuro dove ritrovare il proprio nido. Di solito fanno due nidiate. E per un agricoltore cos'è una rondine? Ma diciamo che è una forma di compagnia. Compagnia per la gente della terra, ma anche per gli altri protagonisti della fattoria. Così le rondini piroettano tra i cani accucciati sul fieno e le mucche ruminanti dopo il pasto delle mangiatoie. Alcune sostano sui punti strategici, scrutando l'orizzonte quasi da gendarmi, mentre le altre volteggiano sicure nell'aria prima di aggrapparsi al nido dove il chiasso dei piccoli amplifica i suoni della loro presenza. Un concerto e una danza senza età che fa tornare bimbi anche chi nelle rughe segna il suo passare del tempo. Lei quando era piccolo aveva le rondini? Sempre avute. Sempre. E da bambini che cosa significano le rondini? È sempre una gioia. Un piccolo mondo antico, mai come oggi forte della sua modernità. Rondini, segnale che la terra non è avvelenata e che qui il lavoro dell'uomo è in armonia con ciò che lo circonda. Ed è forse questo il messaggio cantato in volo dalle rondini e che per troppo tempo in molti non hanno o hanno fatto finta di non sentire, ma che mai come adesso c'è bisogno di applicare, come già sentono di fare le nuove generazioni. Le rondini sono decisamente utili per la natura. È un problema comunque che stiano sparendo e stiano diventando sempre più rare. Cercherai di non buttare giù questa stalla? Spero proprio di sì, insomma, cercheremo di fare il possibile per evitarlo. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Infiltrazioni umide occidentali saranno causa di una frequente instabilità. Nuova settimana dunque alle prese ancora con qualche pioggia. Il dettaglio di lunedì 7 giugno. Sul Veneto condizioni di tempo variabile, alternanza di schiarite e annuvolamenti. Col passare delle ore piogge sui rilievi e sulle zone pedemontane, qualche fenomeno a carattere sparso non si esclude anche altrove. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 22 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente sarà soleggiato, a seguire più nubi e occasionali rovesci un po' dappertutto. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime sui 25 e 26 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo qualche precipitazione sparsa, ma anche qualche parentesi asciutta. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.